Mancano una ventina di secondi al via per la quarta corsa, una prova per ottimi soggetti di 3 anni, vincitori da 4 a 18.000 euro nella carriera. Sono in 6 dietro la macchina con favoritissima Dynamite Bar, reduce dal quarto posto chiudendo in forte spinta nel Gran Premio Italia Femmine, proprio qui sulla pista, una quindicina di giorni fa. Si va in partenza con il numero 1 Doge AS, Marco Stefani per il training di Alessandro Gocciadoro, 2 Davos dei Greppi, Roberto Vecchione per il team Elert, 3 Dynamite Bar, Andrea Guzzinati, 4 Duck Jet, Carmine Piscoglio per Michele Raimo, 5 Danubio Tav, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, 6 Dino Toscano Chi, Enrico Bellei in salchi all'allievo di Afrim Schmidra. Allenamento che si è completato. Favorita Dynamite Bar, si ritrae Dino Toscano Chi, parte piano Danubio Tav. La macchina li lascia con lotta per il comando, con Doge S che cerca di tenere la figura all'interno di Davos dei Greppi e in mezzo alla pista Dynamite Bar. Si imbocca la prima curva con Doge S che rimane al comando. In seconda posizione Davos dei Greppi, poi Dynamite Bar, ancora Duck Jet, poi Dino Toscano Chi e Danubio Tav. Fila indiana dopo 200 metri in 14, con Doge S che ha preso la testa e ora conduce liberamente nei confronti di Davos dei Greppi, Dynamite Bar, Duck Jet, Dino Toscano Chi e Danubio Tav. I 400 se ne vanno in 29,4. Con il leader che ha fatto 15,4 di paletto, e il prossimo sarà ancora più lento perché nessuno muove al largo e Marco Stefani rallenta il ritmo. Muove ora Duck Jet dalla quarta posizione quando manca 1 chilometro al termine, 16,5 la curva di sinistra. Doge S, Duck Jet che prova ad arrivare al largo, Davos dei Greppi alla corda, Dynamite Bar che va a fare la seconda parriglia precedendo Dino Toscano Chi. Si infila di dentro Danubio Tav. Gli 800 in 1 minuto e 6 decimi per Doge AS che continua a comandare il pelotoncino. Davos dei Greppi in seconda posizione. Duck Jet allo scoperto, Dynamite Bar che attende in pariglia quando siamo al chilometro passato in 1,15,9 con una frazione in 15,3. Doge S in vantaggio, toglie i tappi al proprio allievo Marco Stefani, gli chiede l'allungo. Duck Jet insiste al largo, Davos dei Greppi lungo la corda, Dynamite Bar che per ora non si ingamba, 400 dalla conclusione, 1,30 spaccato i 3/4 di miglio, allunga Doge AS che guadagna qualcosina di margine a Duck Jet, si ripropone bene di dentro Davos dei Greppi avanti a Danubio Tav, prova a venire via Dynamite Bar ma ormai è distante, la piegata conclusiva passata in 13,9 in accelerazione secca da Doge Numero AS 5, che ha preso Danubio vantaggio Tav, e se ne va a qualificato. vincere facile Doge AS. Marco Stefani in salchi per il training di Alessandro Gocciadoro, i colori della scuderia continentale di Giacomo Siddi. Il successo di Doge AS, Marco Stefani al secondo posto è Davos dei Greppi, al terzo è Duck Jet. Andiamo a riapprezzare nelle immagini il facile coast to coast di Doge AS con Marco Stefani in salchi. Ha preso la testa al via, oggi con i numeri bassi si parte davvero troppo bene e Doge AS può controllare fino in fondo con ampio margine di vantaggio nei confronti di Davos dei Greppi che è secondo, Duck Jet è terza.